Ecco, colgo l'occasione per parlarvi del libro Essere e non apparire. Lo trovate in Amazon e lo trovate anche sulle librerie. È una Letti editore. Questa editoria si trova in Sicilia. Giuseppe Aletti è un grande formatore per quanto riguarda l'insegnamento della poesia, della poetica. Ehm, Questo libro lo trovate su internet, è di Feltrinelli e quindi potete richiederlo entro 5 giorni a casa. Non è molto costoso, un prezzo normalissimo e vi dà a tutti la possibilità di perché parla appunto di un amore molto che è scritto anche nel libro. Essere e apparire riflette numerosi amori della vita, dove l'illusione di appartenenza si mescola con l'essere e l'apparire appunto. Il libro, vi auguro una buona lettura e sapete che la lettura di questo libro, per esempio, vi faccio un esempio di poesia, quando l'impegno non è di libero pensiero, ma di protezione verso codesta, ecco che il culmine è il colmo, la goccia che fa il trabocco. Sconsolata vago nella dimora con l'abisso che mi perpetua l'utente. Direttamente a casa mia egli si desta dal percuotere della pacifica sorte. Sortilegio fatto, incute il terrore, colei che pensa diversamente, infatti è contante che si modifica il percorso, ma uno resta in fede a ciò per cui ha intrapreso il volgere del capo. Gira il tornato, qui si sente nell'apparenza dell'ora con ordinate e coordinate, liberi no, con impegno, quella sepolta. Quella si intende ovviamente l'altra. È un libro che tratta appunto dell'apparire di una terza persona che è sempre l'erba del vicino è sempre più verde, il prato del vicino è sempre più verde di quello che si ha a casa propria e è una realtà che tutti abbiamo vissuto e che tutti quanti ci siamo limitati a stirpare la gramigna, a stirpare l'erba, perché se una coppia si vuole formare, io sono dell'opinione che deve essere di due persone. Ci sono anche altre tipologie di coppie dove si formano gli harem e che quindi hanno un'evoluzione diversa nell'ambito dell'amore e hanno un pensiero e una moralità diversa da quella che abbiamo tutti noi occidentali. Di fatto ci si sposa in due, si fa coppia di fatto in due, c'è la convivenza di due, però ci sono alcune persone che hanno anche la terza persona in cui vivono bene e c'è addirittura chi ha l'harem. Ci sono svariate tipologie di amore in cui le persone si vedono e riescono a gestire in modo molto pratico e molto disinvolto, dove ciascuno si rende autonomo e libero nei propri sentimenti, nel modo di pensare, nel modo di agire, nel modo di fare. Ehm, Questo è soggettivo ovviamente perché chiunque sa che intraprendere un percorso ideologico sull'amore diventa una difficoltà immane nel momento in cui siamo di tante opinioni, di tante idee, di tanti fatti. E poi c'è sempre chi razzola come non dice, predica bene ma razzola male, si dice, e c'è sempre chi invece è molto rigido nel proprio comportamento, proprio modo di vedere il mondo e le proprie idee.
Le mie opinioni valgono fino a un certo punto, ovviamente io qui ho descritto l'equivoco in modo molto forbito ed è ineccepibile la tipologia di versione dei fatti. Quindi vi do appuntamento in libreria perché a breve ci sarà la presentazione del mio libro e a Cuore d'Inchiostro, che si trova qui in paese, avete la possibilità di trovare già da adesso il libro, mentre su internet basta che clicchiate Sofia Trevisan essere e non apparire e vi appare la pagina dove c'è appunto il mio libro e potete ordinarlo, in 5 giorni ce l'avete a casa. E invito tutti a farlo perché vi dà la possibilità di avere un'intuizione diversa di cosa sia l'amore. Per tutti non è uguale, quindi questo è diverso. Sappiate essere anche voi come me diversi. Ciao ciao!